Maurizio Dianese con la sfera di cristallo aveva già visto tutto qualche anno prima o è attenzione a quello che accade sul territorio? A sfera di cristallo, bastava leggere quel che succedeva, c'erano attentati incendiari, c'erano pestaggi ed era già evidente che a Eraclea si era incistato questo gruppo che stava diventando sempre più numeroso. Parliamo di un centinaio di casalesi residenti tra Eraclea e Ponte Carpaldo. Secondo me il punto di svolta, e l'ho scritto più di una volta, è stato quando Donadio arriva a sponsorizzare la squadra di calcio del Ponte Carpaldo. Lì ho capito che erano diventati parte integrante della vita sociale e quindi tutti i collegamenti con la politica che mi avevano raccontato ma che ancora non percepivo, a quel punto sono diventati chiari. E poi un po' alla volta si è visto l'aggancio con San Donà di Piave, con Caorle, con Jesolo. Teniamo presente che il primo insediamento camorrista a San Donà di Piave è dei primi anni '80, quando arriva Mimmo Celardo, e lì il primo insediamento nasce per un accordo con la vecchia Mala del Brenta. Poi lo so che mi chiedi, allora vuol dire che Felice Maniero ha aperto la strada. Felice Maniero ha accelerato l'arrivo, ma sarebbero arrivati in ogni caso, perché non esiste posto più ricco del nord-est. Resta la domanda fondamentale, cioè come mai si sono installati, si sono radicati così rapidamente. Secondo me perché è mancato il contrasto della società civile, perché noi non capiamo queste cose, cioè abbiamo una difficoltà culturale a capire proprio i meccanismi della criminalità organizzata proveniente dal sud, e poi la sottovalutazione da parte della magistratura. Arriviamo ad arrestare le seconde generazioni di malavitosi, cioè i figli dei capostipiti, e insomma non ha senso sta roba, cioè bisogna stroncarli subito. La cittadinanza sapeva da questo punto di vista? A Eraclea tutti sapevano.